Era l'alba della terza era dell'umanità. 10 anni dopo la fine della guerra tra la Terra e i vari, il progetto Babylon era l'incarnazione di un sogno. Il suo scopo era di prevenire un'altra guerra, creando un luogo in cui umani e alieni potessero risolvere pacificamente le loro differenze. È un porto spaziale, una casa lontana da casa, per diplomatici, avventurieri, imprenditori e vagabondi. Uomini e alieni avvolti da 2,5 milioni di tonnellate di metallo che ruota da solo nel buio dello spazio. Marzo, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare e, evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.
Animal. Questa è la storia vera di Walter Napier. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma il suo capo non va che Walter stia per la strada. Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito! E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un monogramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera e se c'è abbastanza corrente diventa vera in tutti i sensi. Ed è così che sono arrivato in questo mondo. Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Napier. Come fai a sapere il mio? È nel programma che hai inserito nel mio sistema. Ah, devo dire, Walter, che sei proprio in gamba davvero. Ah, mi sento fantastico. Ah beh, se lo dici tu, allora... Come da programma, io sono sincero. Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan? Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale. Non è esatto. Io sono reale quanto te. Sono diverso. E grazie a te, perfetto. Nessuno è perfetto, Automan. Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McKinnon per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10, devi pensare a me come a un 11. Ho creato un mostro. No, Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere.
ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye, I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now, what will it be? I don't wanna wait for our lives to be over. Will it be? Yes, or will it be? I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now, what will it be? I don't wanna wait for our lives to be over. Will it be? Yes, or will it be? Sorry. So open up your morning light and say a little prayer for right. You know that if we are to stay alive and see the love in every eye.
nothing goes right. Everybody has their little disappointments.